Melania Zanti al Coffee Show Latte Art ha un ruolo fondamentale perché questa è una manifestazione che fin dal 2011 ha puntato sicuramente sull'aspetto caffetteria e ristorazione, ma tantissimo anche sulle nuove tendenze. Adesso il cake design nuova non è più, nel senso che si consolida già, però cresce, continua a crescere sia dal punto di vista hobbistico sia dal punto di vista professionale, come nel tuo caso. Sì, nel mio caso sì, ormai sono una professionista in quanto è da 4 anni già che sviluppo quest'arte e mi dedico ai fiori in pasta di zucchero, torte in pasta di zucchero, sia realistiche che per eventi. In questo caso c'è stata data questa disponibilità nel fare questo bellissimo evento con tante torte, sulla base del caffè, quindi siamo riusciti a fare tante bellissime torte, addobbare tante bellissime vetrine e quindi oggi stiamo facendo queste dimostrazioni anche per far capire anche alla gente che per approcciarsi al cake design. Tra l'altro cake design e approccio e dimostrazioni che quest'anno per la prima volta in Sicilia hanno potuto contare anche su un'iniziativa lodevole, importante, cioè dimostrazioni anche in LIS, che è la lingua dei segni, quindi a vantaggio delle persone sordomute che altrimenti non avrebbero la possibilità di apprendere tecniche che possono essere per il loro piacere ma anche appunto per il loro lavoro. Sì, anche perché il cake design non è solo per i professionisti o per i pasticceri, ma possono approcciarsi a questa disciplina anche le casalinghe, tutti quelli che hanno piacere e voglia di creare delle cose belle col cibo, perché il cake design comunque è fatto con una pasta di zucchero, lo zucchero è un alimento, quindi sono adatti per i bambini, sono adatti per le persone celiache, sono adatti per tutti, quindi è giusto che anche chi non riesce ad ascoltare possa anche approcciarsi e avere questa possibilità di imparare quest'arte. Pasticceria che diventa arte ma che rimane pasticceria nel senso migliore del termine, quindi con le bontà e con il piacere di gustare un dolce che poi sia anche bello, magari dispiace rovinarlo, ma sicuramente è un dispiacere che passa nel momento in cui si Sarebbe un gusta. peccato non mangiarlo, assolutamente.